Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi sono già in allerta. Siamo tornati con un altro aggiornamento caldo, strategico e ricco di retroscena sul mercato della nostra amata Napoli, e, come sempre, potete seguire tutto qui, con informazioni provenienti direttamente dalle fonti più autorevoli d'Italia. Sapete già cosa fare: mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campana. Perché quello che vi racconteremo ora coinvolge grandi nomi, cifre altissime e una possibile deviazione di rotta che potrebbe portare il club direttamente in Premier League. Preparatevi, perché questa storia promette di diventare un caso. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye sta praticamente diventando un campo di battaglia. Il direttore tecnico del Bologna, Giovanni Sartori, ha alzato i toni e ora chiede 50 milioni di euro per l'ala svizzera. Una cifra che all'inizio sembrava provocatoria, ma che ora viene presa in seria considerazione dalla dirigenza del club emiliano. Ndoye è considerato un giocatore strategico per il sistema tattico di Antonio Conte, e il Napoli lo vuole davvero. Il problema? Il Bologna non è disposto a facilitare le cose e il giocatore, a differenza di Sambo Kema, non forza la partenza. È aperto al trasferimento, ma non creerà attriti con il club attuale, anche se il Napoli dovesse fare nuove offerte nelle prossime settimane. Di fronte a questa situazione di stallo, il direttore sportivo Giovanni Manna sta già iniziando a tracciare un piano alternativo. E si tratta di un piano audace. Se le trattative con il Bologna non dovessero andare avanti, il Napoli potrebbe rivolgere la sua attenzione alla Premier League, dove un nome importante appare sul radar: Jack Grealish, del Manchester City. Proprio così. Uno dei grandi talenti inglesi, campione di Champions League e noto per la sua creatività, dribbling e intensità, potrebbe entrare nel mirino degli azzurri. Grealish sarebbe un acquisto di altissimo livello e, sebbene l'operazione comporti cifre elevate, Manna sarebbe disposto ad avviare trattative con il club inglese, soprattutto se la vendita di Victor Osimhen fosse confermata. Il calciomercato è ancora lontano dalla chiusura e il Napoli dimostra di essere pronto a pensare in grande, anche se questo significa cercare fuori dall'Italia. E ora vogliamo sentire la tua opinione, tifoso del Napoli. Pensi che il club debba insistere su Ndoye a tutti i costi o che sia giunto il momento di guardare a nomi più esperti come Grealish? Pensi che l'inglese sarebbe una buona scommessa per l'attacco di Conte? Commenta qui sotto e condividi la tua opinione, perché anche i tifosi giocano in questo mercato. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa analisi dietro le quinte direttamente dalla Gazzetta, lascia un super grazie e rafforza il canale affinché possiamo continuare a offrirti tutto in esclusiva. Alla prossima, e forza Napoli!